se dovessi fare una scommessa, io scommetto che è un movimento che dilagherà. Oggi potrebbe dire di aver vinto quella scommessa il professor Gianfranco Miglio, che già nel 90 raccontava come si sarebbe evoluto il movimento che oggi, dopo le elezioni in Umbria, si conferma il primo partito d'Italia. Ad ascoltarlo nella sede degli industriali di Piazzetta Sant'Andrea tanti volti allora storici della democrazia cristiana veneta, ma anche i nuovi che parlavano di federalismo sin dal 1983. Ecco allora le immagini di quel primo incontro di Treviso, dove si formò di fatto la Liga Veneta, che ben prima della Lega Lombarda elesse un deputato e un senatore, primi segnali di un partito che oggi può vantare consensi tali da ambire alla guida del paese. Ed ecco perché, scorgendo un giovanissimo Giampaolo Gobbo, tra i tanti in quel salone dei 300 si capisce perché Salvini deve davvero tanto alla Marca e al Veneto. E Giampaolo Gobbo è uno degli ospiti di 40, che nella prima puntata del mese di novembre racconterà anche il passato e il presente dei nostri vigili del fuoco, soprattutto dopo che il prefetto di Treviso ha deciso di chiedere a Roma più pompieri per la Marca. E mentre l'aeroporto Canova lavora così tanto da rischiare già adesso di superare quota voli prevista per il 2029, il locale presidio dei vigili è sostanzialmente ancora così come nel 1980. Immagini che fanno riflettere per un mestiere che è soprattutto una missione di soccorso, come per sabato scorso con l'incendio della storica ferramenta Riese. E il sindaco Guidolin sarà il terzo ospite per vedere con lui il suo paese 40 anni fa e capire, dopo quanto è successo, come sarà tra 40 anni. Riese che comunque è nella storia per ben due papi, Pio X al secolo il trevigiano Papa Sarto e Giovanni Paolo II che celebrò messa nel parco di Villa Egher quando non era ancora diventata municipio. Tutto questo venerdì sera dalle 21:15 su Antenna 3 con 40. Le immagini di ieri per capire l'oggi e farsi un'idea del domani.